Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. State attenti che di quando il Signore è venuto sulla terra e è restato, la divisione fra gli robis divinis e gli robis umanis non esiste più. Che lei ce che scriveva Pasolini. Io ho visto in ogni robe e in situazioni di ogni dì, anche in che spiccioli e semplici, alc di sacral, alc di grand. In che senso il Vangelo di Matteo era il più adatto per me, perché la mia visione dal mondo è religiosa. Ha tu capito? Allora, si tratta di riconoscere la presenza del Signore, te vite. Per esempio, tu hai una persona davanti, lì, a lei sta il Signore che si presenta con che musa lì. Si è a cena o a gustare insieme, lì si sta celebrando la messa. Ed hanno tutta una visione religiosa di vita, con chi divino che si è misturato con l'umano, si capiscono? E le in il Vangelo si capisce che roba chi. La verità dell'incarnazione è anche in modo di scoviarci. Buone giornate e buone vite.